Oggi questa nuova lezione di vita ci insegnerà a pensare. Per pensare occorre avere un componente molto importante. Il cervello. Come faccio a sapere se ho il cervello? È molto semplice, basta fare un piccolo calcolo a memoria. 1 più 1, 2. Se anche tu sei riuscito a farlo, vuol dire che hai un cervello. Occorre avere una situazione di riferimento, ad esempio. Puoi fare un pensiero erotico? Pensa a una situazione erotica. Proviamo a pensare insieme. Pensiamo a cosa faremo domani. Ok, esperimento riuscito. Attenzione, alcuni pensieri potrebbero essere scomodi o pericolosi. In quel caso, conviene non passare all'azione. O quantomeno non dirlo a nessuno. Arrivederci alla prossima lezione di vita, che sarà Come utilizzare un semaforo.